Ciao a tutti utenti YouTube, oggi vi farò vedere come creare un'onda energetica col programma GIMP. Allora, prima cosa apriamo GIMP. Ora apriamo il file su cui vogliamo applicare l'onda energetica. In questo caso io uso Goku. Dopodiché andiamo su filtri, luce e ombra, supernova. Qua dovremo posizionare l'onda energetica, selezionare il colore, la potenza e la grandezza. E qua avremo la nostra onda energetica. Grazie a tutti quelli che hanno visto questo video e ciao a tutti da TheBestMan85.